Mute, maglie. Vediamo che ci racconta il signor Fernando. Che il direttore, lo chef di rang e un altro chef di rang. Ecco la mangiato il panino? Guarda che bene. Allora, Caviale. signor Fernando, diciamo quarta edizione, no? Quarta edizione, sì, quarta edizione. E la quinta siamo morti tutti. Non so mai che sia Non so mai che femmine. La fumata è bianca. Sì, fumata bianca. E per la nebbia provvederemo comunque, per quest'anno. Poca quest'anno. Poca nebbia quest'anno, sì. Poca. Vedi. L'hai preso una deduta? Vedi. È poca nebbia, perché il motivo? Perché motivo, scusa? Perché loro bevono tutto, anche la nebbia. Bevono poco, per quello non c'è nebbia. Non c'è nebbia per quel motivo lì allora? Certamente. Senti, ma perché funziona questi appuntamenti? Questo appuntamento perché è bellissimo, ci stiamo in compagnia, poi abbiamo lo chef qua Giorgio, abbiamo Giovanni, abbiamo Giovanna, sì, tutto un gioco, tutto un gioco Ma soprattutto praticamente. si mangia gratis, possiamo dire. Beh, insomma, La quarta G è un piccolo dettaglio, no? sì, che fa felici tutti gli amici, i conoscenti. No, e poi chi passa, sai, i viandanti, sì, che passa così, sai. Allora senti, Fernando, non resta che dire appuntamento alla prossima puntata per quanto riguarda il Chieri. Quinto anno, sì. No, ma il quinto anno lascia stare, quello fra un anno, però in attesa di girare il calendario possiamo dire che il Chieri e lei sono sempre aperti. Amen. Complimenti. Complimenti. Questi baldi giovani, vediamo, vi siete, come si dice, abbiamo ben bevuto, ben mangiato anche e contenti. Cosa di particolare sto luogo? Niente, è stato molto bravo Fernando e la ragazza in campo, complimenti. La ragazza che tocco insomma. No, è meglio di Fernando, dai. Certo. Allora vediamo il signor che ha Scuffezza Caldini. Questo è l'amico di Fernando. Scuffezza di sempre. Scuffezza il diesel. Fernando. Ma trossa in spa. Ma so si arati se chiama signore, no? Allora tante subito, il capo. Ma la vengo a rinviarti. Ah beh allora no. Perché si dice a chi la baretta nessuno gli ha fatto. Bravo. Signore quanto lo dice? Io non dico lui, Che le dota può Non mi pronuncio. Si mangia, si beve, stai con. L'importante è che, no? Si vede che Esatto. Perché invece allora, pazzare funzione che zonado sta. Allora, il signore la dite che con Fernando a Spa l'ave a fare Anche a parasciuto. che roba lì? Poteva mancare Sdrindole a questo evento. Allora, minimo una barzelletta bisogna dirla. Per favore non agitare il cliente. Kiri e Leison, dai. Non posso dirti barzellette perché posso dirti Sei in solo- borghese? No, che sono passato davanti alla chiesa e un un bambino, ha visto il parroco E che era successo? e gli ha detto buongiorno padre e lui ha detto tua mamma parla sempre troppo. Sempre in piazza Cerneglu, si fermava in piazza Cerneglu perché c'era la sagra della Susina. Sai che differenza poi c'è fra la prugna e la Susina? Con la prugna vai, con la Susina vieni. Si fermava sempre in piazza Cerneglu, o si fermava a Spanni, poi ma già a Talmasson finiva il bottiglione e lui chiamava sempre
no ti fa quella lontana, voleva la come il big sol nelle frasche, tutto i suoi amici lo dio dalla California, alla gli ha dato le frutte del Kentucky e le ha morto il sceriffo dal Massachusetts. Alla fatto anche un film, Ombre Rosse, con Spritz Taylor e Richard Bourbon e Doglio Glavi, Bingo, fradi di Ringo, muse di Clint. Lui è un furlano e sta ben allineato. Mi scivola la chitarra, lui è un furlano ma sta ben allineato. Adesso traduci. Io? Sì. Ma la storia non finisce qua. Ma la storia non finisce qua. Lunedì un buon indiano Un giorno un buon indiano venuto da Comelliano, venuto giù da Comelliano lo ha aiutato alla Alignano, lo ha aiutato ad andare a Lignano. come lì al Sabalon. Adesso è lì nel sabbione, nella sabbia buona. Alla che ha dato un bel friccione, un fritolon, Ha trovato una bella gnocca, una bella gnocca, grazie. e non va più a torno come me a fare il coglione. E non va più in giro a fare il testicolo come lei. E alza ben la linea. Ma un triste giorno! Se va! Sì, è arrivato a Lignano Ennio Morricone. Si è seduto sotto l'ombrellone, ha fregato al furlano il bottiglione, ha tirato su un gran scimmione e adesso tutti a Lignano cantano Lignano, 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 Lignano.